Hanno preso avvio questa mattina a Cavallino Treporti i lavori per l'esecuzione dei 7 chilometri di pista ciclopedonale sul Pordelio, un progetto di messa in sicurezza e di adeguamento di tutta l'arteria viaria che ha impegnato l'amministrazione per un importo di oltre 12 milioni di euro. È il sogno della messa in sicurezza di una viabilità importante come via Pordelio, che avrà sicuramente una valenza per i nostri residenti in termini di sicurezza, in termini di riqualificazione dell'intera via e anche degli effetti positivi per il turismo del nostro territorio. Com'è stato il percorso che ha portato ad oggi alla posa della prima pietra? È stata una lotta contro il tempo e avere la possibilità di spendere questi soldi nella legge di bilancio del 2017 è stata una grande risorsa, ma abbiamo corso, la procedura era molto complessa, i pareri e la progettazione lo stesso, ma siamo riusciti a bandire alla fine del 2018 e adesso siamo all'inizio del cantiere. Un sogno che si è concretizzato, abbiamo fatto il progetto e abbiamo realizzato tutto quello che era il percorso amministrativo. Oggi il cantiere. Io confido che ce la caveremo con meno di 3 anni, ovviamente il cantiere potrà esserci qualche momento di difficoltà per la viabilità, ma sarà sempre a senso unico alternato e quindi continuerà ad esserci la percorribilità di via Pordelio. Però l'utilità di quest'opera per tutti, per cittadini e per ospiti è una cosa grandissima. Un'opera, sindaco, che non intaccherà la struttura della strada attuale. Assolutamente, anzi consentirà di intervenire anche dove c'è bisogno sulla strada. La mura che vediamo qui è sana, però non la pista ciclabile non è agganciata alla mura ma è a sbalzo, quindi dal punto di vista ingegneristico unica, dal punto di vista paesaggistico lo stesso. Una struttura, una viabilità in sicurezza, un grande valore paesaggistico. Oggi si dà il via veramente a un'opera che deve essere un'eccellenza non solo a livello appunto di litorale ma dell'intero Veneto. Vedere 7 chilometri di pista ciclabile, dei quali 5 a sbalzo sulla laguna, ovviamente diventa un elemento assolutamente imprescindibile e bellissimo per quella che è l'offerta turistica, che poi messi in interconnessione con tutte quelle che sono la viabilità, ovviamente le piste ciclabili sui quali il Veneto si sta adoperando. Un progetto ambizioso, quello dobbiamo ricordarlo, presentato dalla conferenza dei sindaci proprio sabato in quel del Consorzio di Bonifica, dove anche il sindaco Onesto fa parte appunto di questo contesto, diventa poi la relazione e la connessione che mette nel circuito appunto questi collegamenti. Da ultimo un elemento altrettanto importante, quella pista ciclabile Venezia-Trieste, sulla quale sta lavorando la collega De Berti ed è finanziata dal MIT per 16 milioni di euro, non potrà che essere un ulteriore collegamento affinché il nostro turista, che ha bisogno di emozioni, quindi del turismo emozionale, possa percorrere queste vie, ma soprattutto poter conoscere la laguna di Venezia e il litorale Cavallino, che oggi inaugura una stagione veramente eccezionale con questo inizio dei lavori di questa pista ciclabile assolutamente fantastica.